Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 5 di campionato Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo i padroni di casa del Palermo Futsal Club e gli ospiti, il Don Bosco Bonifato. Adesso inizia anche la sfida con Oliva e Dorio. Leggermente dito per Dorio, lo insegue, dichiara palla dentro e non sbaglia Oliva sul secondo palo ed è vantaggio Bonifato. Chiara, c'è l'iniziamento di Corsino, dall'altra parte Nicchia mette dentro e non arriva Corsino, ma questa è una gran bella azione del Palermo contro il San Vito in coppa. Sbaglia il rimpallo, poi Oliva, un bel lavoro, non lo riesce a fermare su John, avanza Imperato e Raccampo la toglie dall'angolino, ma qui è una gran parata del portiere, l'aggancio abbastanza elementare, poi su John roba il pallone sul Mazzola, può puntare Restivo su John al tiro, invece va su Cignani e poi Azzarello, la palla gli sfugge un po'. Su Gian batte lui il calcio d'angolo per Corsino sul primo palo e ancora Azzarello, è una sfida personale, infatti sorride un po' ironicamente Corsino. 2 Cutrona di ritorno per Dorio, ma quello che fa una gran bella chiusura e poi la Fiora mette dentro e la tocca Antonio Pisani al primo pallone toccato, il cambio di Mister Gentile funziona e adesso allontana un po' di malumori l'abbraccio, infatti con i compagni. Cotta, bella qui recupero palla, può darla a Dorio, mette dentro e Dorio sbaglia, va su Gianne, e lo tocca, lo spiazza su Gianne e fa il gol del 2-1 per il Palermo Futsal Club. Cutrona, Imperato nasconde la palla, può calciare, Imperato ancora, passa adesso, Imperato secondo palo, Oliva arriva e calcia e fa gol del 2-2, ma Imperato qua ha fatto una giocata monumentale. Poi su Gian, vuole il mancino, Azzarello, Gennaro, Lucchese, al 24. Corsino sbaglia tutto regalando a Cutrona che non sbaglia e fa il gol del 2-3 soltanto di compagni. Riesce a passare Butera, poi la tocca a Raccampo, Mazzola apparecchia per Imperato, sembra potesse essere fuori questa palla, ma così non è. Nicchia può ripartire, c'è il contropiede, Nicchia allarga, la Fiura cerca ancora il secondo palo, Imperato chiude tutto, era una gran bella palla, poi Nicchia rimane lì, calcio, Azzarello, poi Pisani, Imperato, adesso si fa Imperato Raccampo, ma che giocatore Imperato! Per Lucchese, palla che non passa, Lucchese, Azzarello ancora, sta salvando i suoi adesso con la serie di parate, così come il portiere del Palermo, ovvero Raccampo. Imperato, la palla rimane lì, Restivo può partire verso la porta, Restivo, e forse la chiude qui, chi se non Restivo, la Fiura mette dentro con forza, poi Oliva cerca la porta, Oliva e fa il gol del 2-5. Gennaro il suo contropiede, Oliva contro San Martino, Oliva, palo gol del 6-2. E dunque adesso si affaccia quella partita, nel frattempo finisce anche il match, triplice fischio, vince il Don Bosco Bonifato con il risultato di 6-2 contro il Palermo Futsal Club, un primo tempo maggiormente di stampo rosnero, poi nella seconda frazione invece abbiamo visto maggiormente la squadra di Mister Giacalone che butta fuori e ha ribaltato con grande merito la partita.